Buongiorno a tutti ragazzi, buona domenica. Innanzitutto partiamo con una notizia che non mi è molto, piaciuta. Il sindaco di Capicemare, non so neanche dove si trova, ma non mi importa, ha dichiarato su tante riviste, giornali, che i giovani del sud non vogliono più lavorare negli alberghi, i bagnini non si trovano, gli aiuti cuoco non si trovano, perché ha dato la colpa al reddito di cittadinanza. I giovani si accontentano, ha detto, del sud di percepire questo reddito di cittadinanza e non andare più al nord a lavorare. Io vorrei dire al signor sindaco, con tutto il rispetto, che non è che noi del sud non vogliamo venire a lavorare al nord. Partiamo da questo presupposto qui. Però se gli alberghi dove voi state, le spiagge, come vogliamo dirle, vogliono pagare una miseria, allora il lavoro fatevelo voi. Il reddito di cittadinanza non è una colpa. Purtroppo i giovani si sono accontentati, come dice lei, delle 6, 700, 500 euro e vivono a casa. Devono venire a Gabicce Mare, lavorare 12 ore, prendere quei famosi 1000 euro, 1100 euro e avete 3 mesi solo e di sfruttare come dite voi. Allora io ho fatto una piccola indagine. Un aiuto cuoco di categoria B1 prende 9 euro l'ora. Calcolandolo a 8 ore sono 72 euro al giorno. Calcola per 26 giorni per un giorno di riposo, pensa che tocca a tutti, ti esce fuori 1872 euro. Ma non credo che gli albergatori pagano tanto così. Vogliamo fare un bagnino patentato, un esempio? Calcoliamo che un bagnino deve percepire 8 euro netti l'ora, uno che ha la patente giustamente che può salvare, calcolando 10 ore di lavoro, perché in spiaggia si lavora così tanto, sono 80 euro al giorno, calcolando sempre che 4 giorni la domenica si deve riposare, sono 2080 euro mensili. A me non risulta che nessuno dei miei amici che è venuto al nord ha percepito una cosa simile. Sono andati a lavorare per 1000-1100 euro al mese, lavorando 14 ore al giorno, quindi non è che i giovani del sud non vogliono lavorare. E poi un'altra domanda, sempre cortesemente. Voi parlate dei giovani del sud, ma i giovani del nord dove stanno? Lo sa perché? Io ho lavorato a Torino, Milano, ho lavorato a nord, però io prendevo 80 euro al giorno, la ditta va bene, quindi veniva la voglia di salire a Torino a lavorare, partiamo da questo, e facevo 10 ore, vabbè, erano 80 euro al giorno, fai per 30, 2004, quindi il gioco vale la candela, ci sta pure. Ah, e premetto c'avevo anche la casa, quindi se vogliamo dirla, i giovani del nord, io sono stato a Torino, ho molti amici di Torino e posso garantirvi che per i soldi che pagano non ci verranno mai a lavorare. Quindi è inutile che mi dite io ho bisogno, perché io no. O andavo a lavorare perché io non avevo una cosa. Dice vabbè, va a lavorare a perdere un po' di tempo, no? Quindi la scusa io ho bisogno non esiste, perché qua tutti abbiamo bisogno di lavorare, quindi non è un problema. Però giustamente se mi fai lavorare 12 ore voglio essere pagato. Cioè andare al nord a fare
bagnino 10 ore al giorno e prendere 1000 euro, ma se lo può fare benissimamente il padrone dello stabilimento. Quindi non diamo la colpa al reddito di cittadinanza che sta dato in tutta Italia e non solo a sud. Diamo la colpa a chi non paga come si deve, perché posso garantirvi che se a uno del sud gli fai fare pure 10 ore di lavoro, te le fa e paghi bene, quello posa la carta di reddito di cittadinanza e corre. Però se deve salire sopra per 800-900 euro, 1000 euro mensili, lavorare 10-12 ore, ma è chiaro che quello con 600 euro, 500 euro che sta prendendo del reddito non gli importa di salire sopra. Fame per fame ci stiamo a casa nostra. Mi sembra quasi logico. Quindi è inutile dire che i giovani del sud non vogliono lavorare, no. E poi perché si parla di sud? Ci stanno anche i giovani del centro, i giovani del nord. Perché manca personale, mancano i cuochi, mancano i bagnini del sud. Perché solo noi facciamo i cuochi oppure i bagnini o altri camerieri. I camerieri che prendono, io ho letto addirittura cose assurde, 10 ore 30 euro, 3 euro l'ora. Ma scherziamo? Questo povero ragazzo che sia avanti e indietro per i tavoli a sudare, fine serata dopo 10 ore, se va bene però, percepisce 30 euro, per 30 giorni 900 euro. Questo come lo vogliamo chiamare? Posso garantire che neanche più i rumeni, non offendendo i rumeni, non offendendo le altre, diciamo, razze, o amici rumeni o amici africani, nemmeno loro lo faranno più. Prima, quando l'italiano non voleva fare, tipo, faccio esempio, andare a prendere i pomodori nella terra, andavano i rumeni, perché sono un popolo più forte di noi fisicamente, i polacchi, ma non perché loro sono, noi siamo migliori di loro, no, perché l'italiano non va per 20 euro a prendere i pomodori nella terra, perché sa bene che quel lavoro non deve essere pagato 30 euro, 10 ore, 30 euro, perché non vai tu a prendere i pomodori, cioè questi padroni dei terreni. Quindi se volete che i giovani del sud, del nord, del centro abbiano la voglia di lavorare, non date la colpa al reddito di cittadinanza, che qua non c'entra nulla. Date la colpa a voi stessi, albergatori, tutti quanti, che volete dare 3-4 euro l'ora. Per 10 ore, 30 euro, 40 euro, senza un po' di riposo, sempre a lavorare 10 ore, ho detto pure, perché io ho visto gente lavorare 12 ore, 13 ore per 35 euro. Poi dicono che le persone denunciano e vanno all'INPS a denunciare prima, noi siamo un po' più alla mano. Però torinese, quello che facevamo noi tanti anni fa a Torino, non lo farebbe mai. Quindi non diamo la colpa al reddito di cittadinanza come i giovani del sud non vogliono lavorare. I bagnini, i cuochi, aiuti cuochi non si trovano più. Non è che non si trovano più, pagate come dovete pagare e poi vedete come escono che vengono a lavorare fuori. Se devo andare a lavorare sopra a fare l'aiuto cuoco, no? Che ho fatto a Torino, ti posso garantire che io a Torino ho fatto la sindone, facevo l'aiuto cuoco, facevo 10 ore di lavoro al giorno, tutti i giorni, percepivo 80 euro al giorno, vitto e alloggio, garantito. Quindi io percepivo 2400 euro al mese, stavo in regola,
avevo la casa del mio datore di lavoro, in più avevo 15 euro che potevo fare la spesa per cucinarmi a casa o andare a mangiare fuori. Quindi quando mi chiamano che devo fare una fiera di un mese, 2 mesi, fare l'aiuto cuoco, io volo, io non ci penso due volte. Quindi non diamo la colpa ai ragazzi qua che non vogliono lavorare. Io un sacco di amici sono saliti su per 1000-1100 euro, dovevano affittarsi la casa, dovevano mangiare, ma dai, ma noi spezziamo proprio. Orari 12, 13, 14 ore, quindi non diamo la colpa al reddito di cittadinanza, diamo la colpa diciamo, gli albergatori, quelli che hanno le spiagge, che non vogliono pagare. Questa è la verità. Purtroppo ci dovrebbe essere più controlli sulle assunzioni, poi fanno contratti part time, firmi buste paghe di 2000 euro e ne prendi 1000, quindi che cosa vogliamo dire più? Poi dicono che al sud noi siamo tutti un po' più imbroglioni, un po' più così, un po' più così, sembra che vogliamo fare, diciamo, ma mi sa che al nord lo fanno più bene di noi, quello è il problema. Forse noi lo facciamo un po' troppo apertamente. Allora subito invece al nord lo fanno e basta. Come si dice qui, lo sanno fare bene. Quindi il reddito di cittadinanza non c'entra nulla con questo. Quindi la mia risposta a queste cose che ho letto ultimamente sui giornali, in tv, se volete che i giovani, ma non del sud, di tutta l'Italia, quindi non capisco perché hanno voluto specificare i giovani del sud, come se stessimo solo noi. I giovani italiani, potevate dire, non hanno voglia di lavorare. No, è che non volete pagare, è diverso. Pagate come dovete pagare. Un cameriere deve percepire 7 euro l'ora, netti. Calcolate che un cameriere lavora 10 ore perché l'orario è quello. Calcolando che un giorno a settimana gli tocca di diritto riposarsi, sono 1820 euro al mese. Al nord non li pagano questi soldi, almeno da quelli che conosco io. Lo stipendio è 1000, 1100, 1200, massimo 1300, ma non arriva mai a quello. E poi le ore non sono quelle lì, sono 12-13 ore, 7 giorni, non 6. Quindi diciamo che questo qua è uno sfruttamento dei 3 mesi estivi, che il padrone si riempie le tasche e poi tutto l'anno sta bene, e i poveri ragazzi che hanno fatto questi 3 mesi si ritirano a casa e quegli altri 9 mesi devono vedere come devono fare. Non è che il lavoro fisso, in effetti sono 3-4 mesi, poi finisce. Per 4 mesi sfrutti questi ragazzi, tu in questi 4 mesi ti sei arricchito, io in 4 mesi che ho lavorato non ho fatto nulla per comandare i soldi a sud, paghi pigione, paghi questo, paghi quello, io sto peggio di prima. Quindi fame per fame, stiamoci a casa nostra. Oppure, che ne so, le famiglie sono numerose, oppure penso dei proprietari, mandano i loro figli a lavorare come facciamo noi. Come noi diciamo qua a sud, fate una cosa familiare. Avete un albergo, avete un ristorante, fate a conduzione familiare. Così guadagnerete anche un sacco di tutto. O altrimenti alzate, mettete mano alla tasca come si dice qua. Gli amici che se tu fai lavorare 10 euro, fai 10 euro, diciamo, voglio fare pure 8 euro l'ora e gli fai fare 10 ore, 80 euro.
per 32.400 euro. Quanti ne volete ve ne mando tanti dove volete. Per 2.400 euro vi mando una carovana di ragazzi da qui. Perché 2.400 euro il gioco vale la candela. Ma purtroppo questo qui lo so che non avverrà mai, quindi rimane un sogno. Quindi quest'anno la stagione estiva si arrangiano, come dico io, come ci arrangiamo nel sud a sopravvivere, per mangiare, per tutto. Come ripeto, anche amici miei africani, rumeni, polacchi, anche loro in tanti sono partiti per l'Inghilterra a lavorare. Molti sono andati in Germania, dove anche lì hanno diritti e doveri. Quindi diciamo che tutti questi popoli, che noi pensiamo che gli immigrati vogliono stare qui in Italia, ma non ci pensate proprio. Io ultimamente tutti quelli che ho conosciuto sono tutti partiti per l'Inghilterra e per la Germania. In Germania fai 8 ore, in Finlandia fai 8 ore, fanno i turni. Allora se una cosa H24 sono 3 turni, è facile. 8, 16, 24. Non può fare una sola persona 16 ore. Quindi, ma pure qui a sud esistono sti lavori qua, tipo un barista che lavora dalle 6 di mattina alle 8-9 di sera, 700-800 euro. Poi dicono che i ragazzi non hanno voglia di lavorare, 1000 euro, 1100 euro. Questi non stanno mai a casa, non hanno contatto con i figli, col marito, con la moglie che sia. Ma vi sembra giusto? Se vengo alle di mattina a preparare tutto nel supermercato, 6, 8, 14, alle 2 devo stare a casa. Poi dalle 2 alle 9 metti un altro ragazzo. Però purtroppo poi devi pagare 2. E non avviene, quindi uno solo fa il lavoro di 2. Quindi ragazzi penso che abbiamo detto tutto. Era una cosa che volevo dire perché mi sono scocciato di leggere i ragazzi che non vogliono lavorare, hanno detto quelli del sud, vabbè, tanto al finale sempre a noi la colpa va, ma è un problema generale in effetti. Mettete mano alla taschina e vedete come i ragazzi arrivano a lavorare negli alberghi, a fare i bagnini, e vedete come da tutta Italia, non solo al sud, arrivano. Ragazzi, vi auguro una buona domenica, ma questa cosa me la dovevo dire perché sono giorni che leggo sta cosa sui social, sulla TV, ho detto no, non esiste proprio. Però anche sui social hanno detto la stessa cosa, parlano del lavoro e poi non vogliono pagare, quindi non è che ho detto una cosa nuova. Ciao a tutti ragazzi e buona domenica. E se volete che la gente viene a lavorare, pagate. Ciao ragazzi.